Il progetto Fit Schools, finanziare lo sviluppo sostenibile e l'efficienza energetica nelle scuole, rientra nell'ambito del programma europeo Interreg Central Europe 2014-2020. Il capofila del progetto è l'Agenzia Nazionale NEA e prevede la collaborazione di 11 partner provenienti da 7 paesi europei, tra cui il Comune di Udine. Lo scopo del progetto è fornire un kit di strumenti di supporto alle amministrazioni comunali, nello specifico 2 app e un database di buone pratiche, per poter intervenire sui propri edifici scolastici, facilitando la programmazione degli interventi di ristrutturazione basati sui principi dell'NZEB, ovvero degli edifici a impatto quasi zero. Il progetto prevede delle azioni pilota che il Comune di Udine ha condotto in 5 sue scuole, che hanno portato alla redazione delle relative diagnosi energetiche e alla realizzazione di 10 lezioni sul tema del risparmio energetico a scuola. Il prossimo passo sarà quello di elaborare una serie di raccomandazioni per definire le strategie rivolte alle amministrazioni per le ristrutturazioni NZEB degli edifici esistenti. Udine è una città virtuosa che già da tempo promuove l'efficienza energetica sia in ambito pubblico che privato. Lo dimostra il fatto che sono già stati finanziati numerosi interventi di efficientamento energetico per edifici di proprietà comunale, in particolare per gli istituti scolastici. Sono stati approvati, finanziati e avviati molti progetti negli ultimi anni, con più di una dozzina fra scuole primarie e secondarie coinvolte. Quindi il tema del risparmio energetico e delle energie rinnovabili è stato al centro anche di attività di formazione rivolte in particolare a docenti e studenti. In ambito privato il Comune ha invece organizzato diversi incontri con e per i cittadini per presentare i risultati dei lavori degli studi effettuati e informarli sulle metodologie da attuare per perseguire un reale risparmio energetico. È quindi intenzione del Comune di Udine recepire e fare proprie le indicazioni, o meglio le raccomandazioni che emergeranno grazie al progetto Fit School, inserendole nei piani energetico ed edilizio che sono in fase di aggiornamento con l'obiettivo di migliorare sempre di più il livello di sostenibilità delle nostre strutture. Il Dipartimento Unità Efficienza Energetica di Enea, di cui faccio parte, nel suo ruolo di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, intende essere il riferimento nazionale anche e soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione. Questo infatti ha un ruolo strategico ed esemplare in materia di efficienza energetica e di risparmio energetico, ma allo stesso tempo rappresenta uno dei settori con i maggiori consumi di energia, pertanto è obbligata dalla vigente normativa ad attuare tutta una serie di comportamenti virtuosi rispetto al nostro paese. All'interno del nostro ruolo, noi come Enea svolgiamo quindi un'attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico all'amministrazione centrale ed in particolar modo al Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione delle direttive europee sull'efficienza energetica e per la stesura del piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica. Diamo in più tutta una serie di supporti e assistenza per la partecipazione al programma di finanziamento della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio delle amministrazioni centrali, il cosiddetto PREPAC, e supportiamo la pubblica amministrazione locale nella redazione dei piani energetici ambientali regionali, nella realizzazione dei PAESC, nella gestione del sistema informativo nazionale per gli attestati di prestazione energetica e anche nella predisposizione di progetti di ampio respiro di riqualificazione, sia a livello settoriale, pensiamo ad esempio alle scuole, al social housing o agli edifici storici, che a livello urbano, quindi in interi quartieri, cercando ogni volta anche soluzioni efficaci sia in termini di finanziamento sia in termini di coinvolgimento del capitale privato. Le attività condotte grazie al progetto Fit School sono state molto importanti perché hanno permesso di avvicinare gli uffici tecnici che si occupano di manutenzione di edifici scolastici al tema della valutazione degli scenari di miglioramento delle prestazioni energetiche che un edificio può raggiungere e mettere questo elemento a sistema con i costi, i fondi disponibili e l'eventuale ricerca di ulteriori fondi. La diagnosi energetica infatti è ormai uno strumento fondamentale per effettuare questo tipo di analisi, ma la sua redazione è complessa e presuppone il possesso di conoscenze specialistiche. Ecco che quindi Fit Schools ha messo a punto uno strumento per semplificare il metodo della diagnosi, pur preservandone il valore, ossia quello di definire degli scenari di miglioramento comparandoli con costi e tempi di ritorno dell'investimento.
Dall'altro lato il progetto è stato parimenti utile perché ha permesso di rinsaldare il collegamento dell'amministrazione comunale di Udine con le proprie scuole cittadine coinvolte, i cui studenti e insegnanti sono stati coinvolti in lezioni e attività pratiche che speriamo di poter ripetere in futuro.